Probabilmente il concetto di centrale operativa non è ancora chiarissimo. Ecco perché nel video di oggi vorrei parlare proprio di questo, di centrale operativa al servizio degli impianti di allarme intrusione. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei parlare di centrale operativa, ovvero cos'è la centrale operativa? Perché parliamo di centrale operativa al servizio degli impianti di allarme intrusione e come funziona? Leggo spesso domande, dubbi di utenti che nei gruppi Facebook, nei social, eccetera, scrivono: ma come funziona la centrale operativa? Oppure il mio impianto di allarme può collegarsi alla centrale operativa? O ancora, di che cosa ho bisogno per collegarmi ad una centrale operativa? Ecco, vediamo passo passo che cos'è la centrale operativa, chi si può collegare a una centrale operativa e come funziona. Se al termine di questo video ti saranno comunque rimasti dei dubbi, ti invito a scriverlo nei commenti e valuterò l'opportunità di realizzare un ulteriore video di approfondimento proprio per rispondere a quelle domande. Andiamo avanti. Che cos'è una centrale operativa? Perché viene definita centrale operativa? La centrale operativa non è un call center. La centrale operativa è sì un centro di ricezione allarmi gestito in genere da un istituto di vigilanza privata, quello che viene definito IVP. All'interno della centrale operativa non ci sono semplici operatori telefonici di un call center, appunto, ma ci sono delle guardie giurate. Quindi se parliamo di centrale operativa parliamo di un istituto di vigilanza privato e parliamo di guardie giurate, altrimenti non possiamo definire centrale operativa, lo potremmo chiamare call center. Chi si può collegare ad una centrale operativa? Beh, se vado a memoria direi che non proprio da sempre, ma dall'avvento delle centrali con comunicatore digitale integrato è possibile collegarsi ad una centrale operativa, ovvero è possibile collegare l'impianto ad un istituto di vigilanza. Poi chi faccia che cosa è un altro aspetto che andremo a vedere nel corso di questo video, ma potrei dire abbastanza serenamente che da 30 anni a questa parte ogni centrale, parliamo di centrale di allarme, quella che qualcuno definisce centralina, anche se a me piace poco, è collegabile ad un istituto di vigilanza, è collegabile ad una centrale operativa. Questo perché? Perché, come dicevo prima, la centrale di allarme ha integrato un comunicatore digitale multiprotocollo. Che cosa significa? Significa che oltre a poter fare la classica telefonata e quindi chiamare l'utente sul cellulare, sul telefonino o a un altro numero dell'ufficio di casa, eccetera, quella centrale può inviare dei protocolli digitali, classicamente Contact ID, CIP, Fast Format, eccetera, che sono protocolli DTMF che vengono riconosciuti da un computer remoto.
Che cosa ho detto? Ho detto tante cose, mi rendo conto che sono tutte molto di difficile comprensione. Ho detto protocolli digitali, ho detto DTMF. Il DTMF, ovvero Dual Tone Multifrequency, sono quei suoni che sentiamo banalmente quando premiamo un tasto sulla tastiera del nostro telefono. Se mentre siamo al telefono premiamo un numero, quello è un tono DTMF. Ebbene, ci sono dei software, dei programmi che vengono utilizzati dagli istituti di vigilanza che riconoscono quei toni DTMF, e ad ogni tono DTMF, o meglio ad ogni codice composto da toni DTMF, corrisponde un evento. Faccio un esempio semplice perché è così, è di più facile comprensione, ma per dire, se la mia centrale invia il tono DTMF 1 e 2 volte 0 per comporre un codice 100, significa che ha inviato un allarme generico. Questa per semplificarla al massimo. Dall'altra parte, il computer della centrale operativa saprà che l'impianto che ha trasmesso quel codice 100 è in allarme e quindi gestirà di conseguenza quel tipo di evento. Naturalmente, prima di aver inviato il codice 100, la nostra centrale di allarme avrà inviato che cosa? L'identificativo del chiamante, sempre tramite codici DTMF, che non è altro che un codice attribuito dalla centrale operativa a ciascun impianto. Quindi se il mio codice, il codice del mio impianto è 4312, per semplificare, quando il computer remoto della centrale operativa riceverà 4312 saprà che l'impianto di Davide Marcomini in via tal dei tali sta chiamando, a seguito invierà il codice 100, il codice 110 o quello che sarà, e quindi sapranno che cosa? Sapranno che è scattato l'allarme sull'impianto di Davide Marcomini. Questo a video, senza necessità che nessun operatore risponda al telefono per avere questo tipo di informazioni. Da quando esistono i protocolli digitali DTMF? I protocolli digitali esistono da quando Ademco è un'azienda produttrice di sistemi di allarme intrusione, studiò il ContaTD attorno agli anni 80. Ora il ContaTD è forse il più utilizzato ed è per questo motivo che spesso si parla di ContaTD. È il più utilizzato perché è il più completo, è quello tramite il quale è possibile inviare segnalazioni più dettagliate. Come dicevo, io ho fatto l'esempio di un allarme generico, ma tramite ContaTD posso inviare segnalazioni puntuali del numero della zona, quindi del rivelatore che ha fatto scattare l'allarme, o del tipo di guasto, che può essere batteria piuttosto che mancanza rete, piuttosto che manomissione di quel dispositivo, in modo che venga riconosciuto in modo chiaro e senza alcun dubbio. Tuttavia il ContaTD sta per essere pian piano sostituito da protocolli
più veloci, più rapidi, poiché inviati via IP. Il Contact ID era inviato via linea telefonica, talvolta anche GSM, nel senso che se siamo in possesso di una centrale o di un'apparecchiatura GSM in grado di trasmettere in modo trasparente il Contact ID, questo può essere inviato anche tramite rete GSM. Negli ultimi tempi si va molto più verso il SIA IP, che viene appunto trasmesso tramite rete IP, viene trasmesso in formato dati e non più DTMF. Questo è l'ulteriore step evolutivo dei protocolli digitali. Chi può collegarsi ad una centrale operativa? Viene da dire chiunque in possesso di un impianto d'allarme. È necessario che la mia centrale abbia il comunicatore digitale a bordo per potermi collegare a una centrale operativa? Nel senso, se la mia centrale ha a bordo un comunicatore digitale multiprotocollo, per cui tramite questo posso collegarmi direttamente alla centrale operativa, tanto meglio. Altrimenti alcuni istituti di vigilanza, ma forse vorrei dire anche tutti, o comunque chi è attrezzato per poterlo fare, danno in dotazione al cliente, installeranno dal cliente, che verrà poi collegato dai vari tecnici e programmato dai vari tecnici, quello che viene definito ponte radio. Ecco, il ponte radio è un'apparecchiatura che va collegata all'impianto di allarme, ma potrebbe anche non essere collegata all'impianto di allarme, potrebbe essere collegata anche a un pulsante antirapina o al classico interruttore che io spingo e che invia delle segnalazioni al pari della centrale di allarme. Chiaramente il ponte radio avrà dei limiti rispetto alla centrale di allarme. Perché? Perché è dotato di un numero definito di ingressi e di uscite. Quindi facciamo un esempio: un ponte radio che ha 8 ingressi potrà inviare 8 segnalazioni più una, dove l'una aggiuntiva sarà l'assenza rete che lui fa in modo spontaneo, e forse, dico forse, non tutti, anche il sabotaggio, la manomissione del coperchio appunto del ponte radio. Quindi potrei avere un ponte radio con 8 ingressi più 2 segnalazioni native. Questi 8 ingressi potranno inviare 8 segnalazioni distinte, che possono essere ovviamente l'inserimento o disinserimento dell'impianto, se ho dei parziali, l'inserimento o disinserimento di ciascun parziale, un allarme sicuramente generico o un allarme per settore, per area, per parziale, una manomissione di dispositivo o della centrale, più possibilmente segmentata, ovvero potrò sapere se ad essere stata sabotata è la centrale piuttosto che un dispositivo, un rilevatore. Potrò inviare l'assenza rete o il guasto batteria, insomma tutte quelle informazioni che mi saranno richieste dalla centrale operativa e che verranno trasmesse tramite il ponte radio. Come può il ponte radio comunicare con la mia centrale di allarme? Qui è sufficiente cablare gli ingressi del ponte radio alle uscite della centrale di allarme. Come posso farlo? Tramite un cablaggio. Dovrò avere dei relè, delle uscite open collector interfacciate agli ingressi del ponte radio,
che una volta sbilanciati, quindi una volta che il contatto chiuso si apre, il ponte radio invierà una segnalazione. Come comunica il ponte radio? Beh, il ponte radio comunica esattamente come avrebbe comunicato la centrale di allarme, ovvero tramite GSM, tramite pacchetti di dati o in alcuni casi, ma vorrei dire che ormai si è perso un po' nel tempo perché troppo complesso, laborioso da gestire, via radio, proprio ecco perché si chiamavano ponti radio, via radio su frequenze private dell'istituto di vigilanza preposto. Quindi se vediamo in giro dei ponti radio con quegli antennoni lunghi 1 metro, più di 1 metro sopra l'apparecchiatura, quello era un ponte radio su una frequenza privata. Oggi i ponte radio hanno delle antennine caricate su rete GSM che trasmettono appunto o direttamente su rete GSM o direttamente su rete dati e inviano appunto tutto quello che abbiamo detto finora all'istituto di vigilanza. Che cosa potrà fare l'istituto di vigilanza a seguito della chiamata, della segnalazione di quell'impianto di allarme come abbiamo visto poc'anzi? Beh, qui dipende dall'istituto di vigilanza o dalla centrale operativa. Ci sono centrali operative, ecco perché faccio la distinzione, che gestiscono la chiamata e la ribaltano alle forze dell'ordine o a un istituto di vigilanza locale, ma qui viene previsto un accordo tra le parti, oppure ci sono gli istituti di vigilanza privati che gestiscono direttamente con le proprie pattuglie, con le proprie guardie giurate, l'allarme in loco dal cliente. Quindi scatta l'allarme, viene allertata la pattuglia di competenza che andrà sul posto a vedere che cosa è successo. Nel caso della centrale operativa priva di guardie giurate, questa chiamerà le forze dell'ordine che, benché la chiamata della centrale operativa abbia una priorità maggiore rispetto a quella dell'utente, compatibilmente con gli impegni già in carico, andranno a vedere che cosa sta succedendo. Oppure, come dicevo prima, l'istituto di vigilanza privo di pattuglie può fare un accordo con un istituto di vigilanza in loco che ha le proprie pattuglie, quindi la chiamata dell'impianto di allarme sulla centrale operativa verrà ribaltata all'istituto di vigilanza che manderà la pattuglia a vedere che cosa sta succedendo. Ecco, questo è in linea di massima il funzionamento di un impianto di allarme collegato a una centrale operativa. Ci ho tenuto a fare questo breve video di spiegazioni perché non è chiaro e qualcuno sfrutta il proprio collegamento con la centrale operativa come se gli altri non lo potessero fare. In realtà è quanto di più banale possa esistere in questo settore, come dicevo prima, dagli anni 80, quindi da quando Ademco ha studiato il ContaTD ed è stato introdotto nelle centrali di allarme che possiamo collegare un impianto ad un istituto di vigilanza privato o ad una centrale operativa. Quindi niente di nuovo, niente di strano. Chi dovrebbe collegarsi o chi può collegarsi in base alle esigenze di ciascuno, direi che se uno non può intervenire nel proprio impianto a seguito di un allarme, sarebbe opportuno che si collegasse ad un istituto di vigilanza o ad una centrale operativa. Anche nel video di oggi direi che è tutto. Se ci sono domande ti aspetto nei commenti,
In caso di necessità farò un altro video di approfondimento su questo argomento, che è comunque sempre molto interessante. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!